Bentornati nella nostra rubrica sui cattivi Disney o cercatori di occulte menti. Dopo streghe, leoni e donne malvagie, parliamo di uno dei cattivi Disney che più ha turbato i nostri sogni fanciulleschi, ovvero Re Cornelius. E prima di salutarci, non dimenticate di votare cliccando sulla I posta qui in alto quale cattivo volete per il prossimo video, Gaston oppure Ursula. Preparate i vostri calderoni e andiamo. Sovente la Disney viene un po' ingiustamente accusata di servirci una rielaborazione molto zuccherosa di storie che, nella versione originale, avrebbero fatto sbiancare i capelli pure a Stephen King. E se non ci credete, andate un po' a leggervi una qualunque favola, ripetiamo qualunque, dei fratelli Grimm o di Andersen. Queste critiche sono un po' immotivate, poiché il fine della Disney è quello di fornire intrattenimento per bambini, e per quanto nei secoli passati le favole destinate a orecchie di fanciulli fossero tali da causare sicuri danni psicologici, ai nostri giorni succederebbe un pandemonio se venisse proiettato al cinema qualcosa che potrebbe anche solo leggermente turbare l'innocenza infantile. Proprio per tale ragione, il classico Disney numero 25, datato 1985, ovvero Taro nella pentola magica, fu sommerso da un'incredibile valanga di critiche, mosse da genitori allarmati dalle tematiche davvero oscure di questo film. Basti pensare che la pellicola è il solo classico Disney ad essersi guadagnato un PG-13, ovvero il divieto di essere visto da minori di 13 anni se non accompagnati dai genitori. È indubbio che gran parte del merito di tanto allarmismo sia da attribuire all'antagonista, che in effetti in quanto a look gotico / infernale batte persino Malefica. Parliamo infatti di Re Cornelius, uno stregone veramente inquietante, che abita una fortezza oscura al centro di una landa desolata un po' in Mordor style, servito e temuto da un manipolo di barbari che non si lavano mai. Re Cornelius è sul serio una delle figure più cupe ed horror della storia della Disney. Basti pensare che di fatto è un non morto, con reali sembianze di cadavere in decomposizione. Certamente un bel cambio di programma rispetto ai film precedenti. Anch'egli va catalogato in quel gruppo di perfidi il cui carattere non è minimamente ingentilito o comicizzato. Non lo vedremo prendere parte a siparietti ironici, e per fortuna la Disney non aveva ancora la pessima abitudine di spiegare gli intenti maligni dei suoi antagonisti facendoli cantare. Ma ve lo immaginate Re Cornelius a scatenarsi nel salone del castello con tanto di barbari che eseguono cori e coreografie? Prima che queste immagini, a dir poco inquietanti, si cristallizzino nella nostra mente, possiamo accennare allo stile di questo personaggio. La tunica scura e lacera, che lo ricopre come un sudario, occulta le sue angolose forme da cadavere, e il suo volto appare quasi sempre ombreggiato dal cappuccio perennemente sollevato sulla testa, dalla quale emergono diaboliche corna. Il suo incedere è lento e le sue gestualità molto indolenti e regali, quasi come quelle di una mummia. La desolazione, l'oscurità e la violenza delle quali si circonda possono riportare alla mente la già citata Malefica, la quale deve evidentemente avergli dato il recapito del suo arredatore di interni e dell'agenzia presso la quale trovare gli scagnozzi. Cornelius, fatta eccezione per la sua figura spettrale e per l'ambientazione nella quale agisce, non ci presenta però lati particolarmente innovativi. Il suo ruolo, per quanto svolto al meglio, ricalca un po' quello di Sauron o di altri signori del male assoluto, il cui unico obiettivo è quello di assoggettare ogni forma di vita e far sprofondare il mondo nelle tenebre, perché sì, il giorno che ci sarà un cattivo alla ricerca di un modo per mangiare come cofani e non ingrassare, quella
sarà la vera rivoluzione. Dalla personalità di Re Cornelius emerge un'indole egocentrica e sadica che lo induce a non fermarsi di fronte a niente e nessuno pur di raggiungere il suo scopo, cioè diventare padrone della pentola magica di cui si accenna nel titolo del film. Vi starete chiedendo: cosa diavolo potrebbe farsene un re non morto di una pentola? Il diventare il nuovo conduttore di Hell's Kitchen non rientra ovviamente fra le sue ambizioni. Tale magico utensile, infatti, cela l'oscuro potere di evocare un esercito invincibile che di fatto, giusto per condire questa vicenda di un altro po' di macabro, è costituito da morti viventi. È evidente che i produttori di questo film si erano frantumati i pianeti di sentirsi dire che le loro storie erano troppo edulcorate e hanno calcato forse un po' troppo il pedale dell'horror in questo lungometraggio, forse per sdrammatizzare un po' quella che rischiava di essere per davvero una figura troppo spaventosa per degli occhi infantili. Gli sceneggiatori hanno affidato a Cornelius una spalla comica, Rospus, il cui nome la dice già lunga sull'aspetto, e che sarà la valvola di sfogo del sadismo del suo padrone, ogni qualvolta le cose non andranno come egli si attendeva. I piani diabolici di conquista del re non morto andranno puntualmente a quel paese e l'oggetto che tanto bramava si trasformerà nella sua rovina in maniera totalmente inquietante. Come dicevamo, questo villain non spicca per la sua profondità o per altre doti di qualche rilievo, ma certamente ha messo in chiara evidenza che persino quelli della Disney, quando ci si mettono con impegno, possono realizzare opere capaci di levarci il sonno.